Oggi non siamo a Fratta Polesine nel 2014, ma stiamo rivivendo quanto accade a Fratta Polesine l'11 novembre del 1818, quando un gruppo di insurrezionisti, per gli austriaci ma di patrioti per chi difendeva l'Italia, fu arrestato perché protestavano e tramavano, secondo gli austriaci, contro il loro potere, contro la loro monarchia. Vedete che tanti sono i figuranti, molti di questi del paese, però è una manifestazione che ha sempre un grande richiamo e che coinvolge non soltanto la nostra città, ma anche sa attrarre molti turisti da fuori provincia e da tutta la regione. Un altro momento particolare di questa 3 giorni, che noi chiamiamo le 3 giornate della carboneria o Fratta Carbonara, è proprio il banchetto carbonaro. In una villa di proprietà della signora Monti, una nobile sposa ad un generale D'Arnaud, che ha sempre lavorato alla corte di Napoleone e che era filo francese in tutto. Si svolge questa cena, questa serata importante con altri patrioti, altri carbonari, ma qualcuno li ha traditi e durante il banchetto vengono arrestati. Quest'anno le 3 giornate della carboneria si inseriscono in un progetto più ampio, History Bike Food, un progetto finanziato dal Galla Adige con contributi della BEP e contributi europei che coinvolge altri comuni confinanti con Fratta. Fratta è il paese delle ville venete, è il paese della storia, è il paese della cultura. Lendinara è una città importante, è la terza città del Polesine, ha un turismo religioso particolarmente vivace. Villa Marzana è il fulcro ed è il paese simbolo della resistenza, l'eccidio dei 43 martiri. Quindi tutti i comuni che partecipano a questo progetto hanno un buon motivo per essere visitati e per essere frequentati. Lendinara è città d'arte, città di storia, città di cultura e di religione. 11 campanili, 11 chiese e 7 importanti luoghi di cultura storica, artistica. Quest'anno festeggeremo i 350 anni del settembre lendinarese, dedicato anche alla devozione del nostro santuario della Madonna del Pilastrello. Lendinara, città d'arte, città di cultura, città di storia, ma città anche di turismo, che aspetta veramente i visitatori a braccia aperte. Ci troviamo davanti al famedio di San Rocco a Lendinara. È un famedio, cioè un tempio della fama, un sacrario dedicato alla memoria dei caduti della Grande Guerra. Nel 1928 fu inaugurato alla presenza di migliaia di persone. Al suo interno, particolarmente curato, ha gli affreschi di Angelo Zamboni, pittore di Verona. Il fascismo volle in questo modo, insieme alle istituzioni locali, a ricordare quanti avevano perso la vita sui fronti di guerra e soprattutto saldare il messaggio del loro sacrificio e del loro impegno presso le giovani generazioni. San Bellino è questo piccolo comune ma dalle grandi ricchezze. Abbiamo la basilica con il patrono della diocesi di Adria Rovigo e una vetreria artistica di grande interesse e prestigio. Questa è la grande ricchezza, questa ricchezza che noi vorremmo che fosse compresa, condivisa e trasmessa anche nei territori circostanti, con un entusiasmo ed un'energia che riteniamo che ci alimenti e ci contraddistinga.